Una palla lunga, rientra sul sinistro Angelucci, non è il suo piede, prova lo stesso la conclusione e dal nulla alla prima occasione reale creata il Real Granella passa in vantaggio 1-0 di Angelucci. Parte Tramacere, il suo sinistro a giro, è un grandissimo disegno del numero 10, un po' disattento sul suo palo Zottola, è il raddoppio di un Real Granella cinico come non mai, 2-0. La traiettoria arcuata Pomicino, non c'è nessuno in area di rigore nei pressi dove cade il pallone, il contropiede, quindi 2-0 e l'occasione d'oro per chiudere per il Real Granella che infatti con Angelucci trova il punto del 3-0 in contropiede direttamente da corner, nessuno marca i giocatori Amaranto nella metacampo della Lazio, 3-0.